Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci segue da casa, buongiorno cittadini coneglianesi. Oggi siamo qui per dire che anche quest'anno facciamo la festa degli auguri. La festa degli auguri al Teatro Accademia, giovedì 11 dicembre alle 21, un evento ormai che è tradizione della città di Conegliano. Poi ci spiegherà meglio Cristina Sardi, assessore alla cultura, Paolo Manzalini, referente per questa festa, a cosa assisteremo esattamente giovedì. Devo dire che per quanto ci riguarda è importante mantenere alto il livello di questi eventi, un livello importante che abbiamo raggiunto durante tutti i concerti che abbiamo fatto nel 2024 e anche nel 2025. Il fatto di dare comunque alla città un grande evento come la festa degli auguri, ovviamente gratuitamente, per noi è sempre rimasto un punto di riferimento. Vogliamo mantenere alta questa attenzione anche perché il Natale è una festa di tutti ed è importante che i cittadini possano non solo passare insieme alle proprie famiglie, che è quello che auguriamo sempre e comunque a tutti, ma anche poter avere accesso gratuitamente, come ho detto precedentemente, a eventi di grandissimo livello al Teatro Accademia. È una delle giornate che abbiamo in convenzione con la famiglia Fabri Selante, che ringraziamo anche ricordando Giorgio, perché per noi, per la città, per il territorio è stata una perdita davvero importante. Il vero padrone di casa del Teatro Accademia. Sarà il primo anno che lo facciamo senza la presenza di Giorgio e devo dire che per noi sarà veramente anche il modo di ricordarlo ed onorarlo. Per cui aspettiamo tutti giovedì 11 dicembre alle 21 al Teatro Accademia. Ringrazio tutti coloro che lo stanno organizzando, perché Paolo poi ci dirà. Ringraziamo gli sponsor, senza i quali comunque è impossibile realizzare questi eventi, per cui in questo caso Banca Prealpi San Biagio e Gruppo Ascopiave, due grandi realtà del nostro territorio che ci stanno sempre al fianco durante tutto il periodo dell'anno. Io non aggiungo altro, vi dico veramente grazie, passo la parola a Cristina e poi a Paolo e inizio ad augurare a tutti buone feste di Natale, perché ormai insomma ci avviamo velocemente verso il periodo natalizio. A Conegliano abbiamo inaugurato in Piazza Cima il Natale domenica prossima ci sarà l'inaugurazione del resto del Natale coneglianese, per cui vi aspettiamo tutti in centro a questi grandi eventi culturali. Grazie a tutti. Per parlare della Filarmonia Veneta e degli artisti, diciamo, che canteranno in questo concerto non ci vogliono molte parole, ormai è molto conosciuta. A Conegliano abbiamo già fatto degli eventi insieme alla Filarmonia, il livello, come diceva il sindaco, è diventato un buon livello, anzi direi elevato, e questo è quanto come amministrazione ci siamo anche prefissi, senza nulla togliere alle varie organizzazioni e vari eventi organizzati dalle tante associazioni che ci sono nel nostro comune. Abbiamo voluto anche portare a Conegliano degli eventi di qualità e questo fa parte di questa categoria. Avremo, come vi dicevo, l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e avremo il soprano Ilaria Monteverdi, il baritono Alex Martini, avremo un coro, il Coro Filarmonico Veneto dell'Accademia Tetracordo diretto da Maria Grazia Marcon. Insomma, avremo più di 100 persone sul palco per suonare, cantare, fare festa. Il concerto è un concerto che spazia attraverso la musica lirica con le più belle arie della nostra grande tradizione italiana e spero e penso, sono sicura che soddisferà la voglia di musica, la voglia di Natale di tutti i nostri concittadini. Come sponsor tecnici, come sempre, tra l'altro avremo alla fine del concerto un
così una bicchierata tutti insieme sotto la loggia del comune, ci saranno gli alpini con il vin brûlé, l'azienda Facchin come vino e la cantina di Vittorio Veneto e Casarsa che ci daranno il loro sostegno, Vive TV e OPS come gruppi pubblicitari. Non aggiungo altro, la nostra tradizione viene mantenuta e come l'anno scorso abbiamo avuto una grandissima partecipazione con il concerto sulle musiche di Disney, sicuramente anche quest'anno sono sicura che la cittadinanza apprezzerà. Grazie. Ecco. Grazie anche a Cristina. Allora io aggiungo a quanto detto fino adesso i ringraziamenti anche al gruppo di volontari che ha collaborato all'organizzazione di questo concerto, in particolare Laura Fabbro, che oggi non può essere presente, cui ho chiesto, di cui ho chiesto alcuni cenni in merito all'orchestra e al programma. Allora, giustamente, come diceva Cristina, l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta non ha bisogno di grandi presentazioni, però due cenni. È stata fondata nel 1980, è stata protagonista nella scena musicale non solo in Veneto ma anche in altri teatri importanti, cito Parma, Lucca e Ravenna per dirne alcuni. Ha sviluppato collaborazioni importantissime sia nel passato con artisti del calibro di Placido Domingo e Katia Ricciarelli e più di recente anche con Il Volo, Andrea Bocelli e anche Annalisa. L'orchestra si compone di 50 elementi, mentre 60 elementi comporranno i due cori. In realtà sono due, ma c'è un'unica direttrice, la maestra Maria Grazia Marcon. I coni sono due, abbiamo nominato prima il Coro Filarmonico Veneto e anche l'Accademia Tetracordo. Per quanto riguarda il programma, molto in sintesi, abbiamo citato i nomi dei solisti. Avremo musiche di Donizetti, dall'Elisir d'Amore, di Bizet, dalla Carmen, Giuseppe Verdi, Traviata e Nabucco, non solo, ho fatto proprio una sintesi, e Rossini, poi ci sarà qualche altra sorpresa che non vogliamo dire in anticipo. Anch'io mi unisco agli auguri di Natale e sono convinto che la strada che stiamo portando avanti sia quella giusta, di portare eventi di livello importante a Conegliano. Soprattutto noi regaliamo alla città questi eventi perché sono eventi cui il pubblico può partecipare gratuitamente. Abbiamo già un ottimo riscontro dal punto di vista delle prenotazioni, anzi credo che siamo già quasi verso il parterre completo, ecco, non avevo l'aggiornamento. Vi aspettiamo tutti per gli auguri di Natale e buona giornata. Grazie.